Tragico incidente stradale a Jesolo, 38enne cameriere sbanda con l'auto che si schianta contro un platano e prende fuoco. Era papà di un bimbo di 4 anni. Il dolore del sindaco. Rientrata in Italia la salma del 60enne trovato tra le macerie del terremoto in Turchia nel pomeriggio. L'arrivo all'aeroporto Marco Polo a Romano Dezzelino. I funerali saranno in forma privata. Novità sull'incidente in cui il 4 febbraio ha perso la vita Giordano Sanginiti, il 21enne di Mirano caduto con la moto lungo la regionale 308. Una perizia farà luce sull'accaduto. Inseguono un rappresentante orafo dal Friuli fino ad un parcheggio di San Donà. Una banda ruba 2 sacchi di gioielli dal valore di 20.000 euro. Arrestate 3 persone. A Venezia continua la bassa marea con canali e rinseca, allarme per la navigazione, disagi per i servizi anche sanitari. Nei casi più gravi la navigazione è diventata impossibile. Sia la candidatura di Venezia a ospitare l'autorità europea anticorruzione, ma non smantellando il presidio sanitario del Giustinian. Dal PD alla CGIL un fronte chiede si usino spazi della città. Il Carnevale di Venezia entra nel clou con gli eventi e del weekend verso il martedì grasso. Assalto dei turisti e stasera il ballo del Doge con Federica Pellegrini, ospite d'onore. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. L'ennesimo incidente stradale letale sulle strade della provincia. Questa mattina la tragedia si è consumata a Jesolo. A perdere la vita un giovane papà di soli 38 anni. Prima il terribile schianto, poi il fuoco. Non c'è stato nulla da fare per Giorgio Stringhetta, 38 anni di Jesolo, morto questa mattina poco prima delle 11 in un incidente stradale lungo via Cagamba. Un'Opel Corsa disintegrata, un'immagine che racconta la violenza dello schianto. In base ai primi rilievi della polizia locale, infatti, pare che Giorgio stesse superando un gruppo di ciclisti quando, per evitare un'auto proveniente dal senso opposto della carreggiata, sterzando, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un grosso tronco di un platano sul ciglio della strada. E poi le fiamme, ma probabilmente Giorgio era già morto. Inutile infatti l'intervento del 118 che assieme ai vigili del fuoco sono occorsi sul luogo dell'incidente. È una tragedia per la comunità iesolana, purtroppo una tragedia che scuote la nostra comunità. Originario di Jesolo Paese, Giorgio, compagno di Giada e padre di un bambino di 4 anni, lavorava come cameriere in diverse attività del Lido ed era conosciuto da tutti nella zona. Era un quasi coetaneo, quindi come tanti ragazzi, Jesolo non è poi così grande, abbiamo avuto delle esperienze assieme, abbiamo giocato a calcio, quindi posso dire che anche personalmente sono scosso da questo accadimento che interessa un ragazzo comunque conosciuto in città, un bravo ragazzo, quindi davvero un dispiacere, quindi giro a tutti i familiari la solidarietà dell'amministrazione comunale e penso dell'intera cittadinanza. Un ricordo commosso, quello del sindaco De Zotti e un'intera comunità in lutto. Annullato infatti, in accordo con la Proloco, i festeggiamenti del Carnevale in programma domenica 19 febbraio in piazza Primo Maggio. Una tragedia, quella di questa mattina in via Cagamba, che ancora una volta punta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale. Noi come amministrazione fino al nostro insediamento abbiamo cercato di porre l'accento sul tema della sicurezza stradale, abbiamo ricominciato a portare la polizia locale dentro le scuole per fare educazione stradale, supportiamo l'ANVU che è l'associazione Vigili Urbani nelle attività di promozione, cerchiamo di fare manutenzione stradali, tra l'altro via Cagamba era stata recentemente interessata da rifacimento del manto stradale. E ci sono aggiornamenti sull'incidente in cui il 4 febbraio ha perso la vita Giordano Sanginiti, il 21enne di Mirano, caduto con la sua moto lungo la regionale 308 nell'Alta Padovana. Una perizia farà luce su quanto successo. La Procura di Padova ha disposto una perizia, il termine tecnico è cinematica, sul tragico incidente costato la vita al 21enne di Mirano, in provincia di Venezia, Giordano Sanginiti, che il 4 febbraio aveva perso il controllo della sua moto mentre percorreva la nuova statale del Santo, la 308, tra i comuni di Cadoneghe, Campodarsego nel Padovano. Una perizia che dovrebbe accertare la dinamica, le cause e le responsabilità dell'incidente. Sotto accusa una buca sull'asfalto e l'ipotesi che non fosse adeguatamente segnalata. Il PM darà l'incarico, probabilmente mercoledì prossimo, a un tecnico per eseguire questa perizia e inoltre, come atto dovuto per consentire loro di nominare dei periti di parte, ha iscritto anche nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale 2 funzionari di Veneto Strade, l'ente che gestisce la 308.
La famiglia di Giordano Sanginiti aveva subito contestato l'insufficiente segnalazione dei pericoli per l'asfalto dissestato in quel tratto della regionale 308. E è arrivata nel tardo pomeriggio a Venezia, all'aeroporto Marco Polo, la salma di Angelo Zen, il 60enne tecnico orafo morto in Turchia nel terremoto. Il corpo sarà portato in serata a San Giacomo di Romano De Zelino. È arrivata nel tardo pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Venezia la salma di Angelo Zen, il 60enne tecnico orafo originario di Romano De Zelino, vittima dello spaventoso terremoto in Turchia che ha provocato a oggi 41.000 morti, di cui 7 italiani. Specializzato in macchinari per gioielleria, era a Kahramanmaraş, metropoli da 1 milione di abitanti, epicentro del sisma, per lavoro. Al momento della scossa si trovava nella stanza dell'albergo di 8 piani, andato completamente distrutto, in cui alloggiava. A individuare il corpo senza vita un'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sino all'ultimo la famiglia, divisa tra il comune vicentino e Martellago, nel veneziano, aveva sperato di poter riabbracciare il proprio caro, di cui non avevano più notizie dal 5 febbraio, poco prima del terremoto. Nelle prossime ore il corpo di Zen sarà portato alla Camera Ardente di San Giacomo, dove resterà sino alla settimana prossima, non appena verrà rilasciato il nulla osta. Intanto la famiglia ha chiesto assoluto riserbo, pretendendo una cerimonia riservatissima, così come blindato sarà il rientro di oggi da Venezia a Romano. Preoccupa, fa discutere, anche riflettere la straordinaria bassa marea che in questi giorni sta prosciugando letteralmente i canali e i rii di Venezia. Nei casi più gravi, pensate, è diventata impossibile la navigazione. È un disastro perché a Venezia, oltre alle acque alte di cui tutti parlano, il Mose ha fatto esempio, ci sono delle acque basse spaventose, perché la laguna purtroppo con interventi scellerati è stata marinizzata. A Venezia in questo periodo dell'anno la bassa marea c'è sempre stata, le modalità sempre più estreme con le quali si sta ripresentando invece no. Con una rapidità prima sconosciuta, le maree salgono e soprattutto scendono, fin quasi a svuotare i canali, nel migliore dei casi creando un dislivello che rende quasi impossibile salire o scendere dalla barca, nel peggiore rendendo impossibile la navigazione, come avviene già dalla mattina in Rio della Feltrina, tra Piazza San Marco e Campo Sant'Angelo. Poche ore dopo la situazione era questa, trascinandosi dietro una serie di problemi molto seri. L'inquinamento che c'è quando si svuota, perché le fogne scaricano nel canale e diventano fogne a cielo aperto. I pompieri non riescono ad arrivare, le idroambulanze non riescono ad arrivare, non camminano sui canali e quindi c'è anche un problema di pericolo. La Fenice ci si è bruciata perché il giorno dell'incendio i canali erano vuoti e quindi i pompieri hanno dovuto, con mezzi strani e mezzi poi arrivati in ritardo, provare a spegnere l'incendio. In una giornata come sabato grasso, con un assalto di oltre 100.000 persone ammassate lungo le solite 4 direttive, con tanto di sensi unici per i pedoni e percorsi alternativi per evitare la paralisi, la mancanza delle vie d'acqua rischia di sentirsi ancora di più. Giorgio Suppiei, avvocato, esperto di voga e presidente dell'associazione no profit Arzanà per lo studio e la conservazione delle barche tradizionali veneziane, punta il dito sulle profonde modifiche che a partire dagli anni 60, con lo scavo del Canale dei Petroli, hanno sconvolto l'equilibrio su cui per secoli si è retta la laguna. L'entrata di eccessiva acqua e l'uscita di eccessiva acqua ha completamente modificato il sistema morfologico che risaliva al 400. I veneziani piantavano un palo, scavavano, allargavano un ghebo lasciando che le acque si regolamentassero da sole, incanalandole. Adesso invece si mandano draghe enormi perché deve entrare di tutto in laguna, petroliere e quant'altro. Torniamo alla cronaca con i carabinieri che stanno cercando di chiarire meglio la dinamica dell'incidente sul lavoro avvenuto nel Padovano che ha portato alla morte di Diego Luison, l'imprenditore originario di Santa Maria di Sala, rimasto schiacciato da un portone mentre trasportava un divano per la sua ditta di traslochi. La rabbia dei sindacati. Saranno le indagini aperte sulla vicenda a chiarire la dinamica dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Diego Luison, 70 anni, l'uomo titolare dell'impresa di traslochi che porta il suo nome, mentre trasportava un divano, aiutando gli altri collaboratori della sua impresa, sarebbe stato colpito alla testa dalla porta d'ingresso del palazzo, morendo sul colpo. Originario di Santa Maria di Sala, nel veneziano,
Viveva però da sempre al confine tra Padova e Selvazzano, una tragedia che ha provocato l'immediata reazione dei sindacati. In Veneto la situazione è grave, con numeri che vanno addirittura in controtendenza rispetto alle altre regioni. Formazione, prevenzione, manutenzione, tutti aspetti fondamentali della sicurezza sul lavoro che dovrebbe essere la priorità assoluta. Invece la CGIL denuncia anche gli investimenti insufficienti. Tornando al dramma che ha colpito Diego Luison, i carabinieri hanno raccolto le molte testimonianze di lavoratori e passanti, visto che l'incidente è avvenuto praticamente in strada, in Corso del Popolo, la via che collega la stazione con il centro. Anche il tram, che passa a pochi metri dal luogo, è rimasto fermo a lungo, con i passeggeri che hanno proseguito a piedi. Inseguivano un rappresentante orafo da Udine. In un parcheggio di San Donà gli rubano gioielli per 20.000 euro. Arrestate 3 persone. Hanno seguito un rappresentante orafo fino a un parcheggio di San Donà di Piave, rubandogli gioielli per 20.000 euro. Arrestate 3 persone di etnia rom, tra cui una donna, dai carabinieri del nucleo investigativo di Udine, in collaborazione con la radiomobile di San Donà di Piave. Denunciate invece altre 2 persone di 43 e 50 anni. Dal Friuli al Veneto, la banda, infatti accusata di furto di gioielli, aveva seguito il rappresentante da Udine fino a un parcheggio pubblico di San Donà, luogo dove avrebbe incontrato alcuni clienti. Arresti possibili anche grazie alla testimonianza di un dipendente di un negozio accanto al parcheggio che ha visto uno dei malviventi spaccare il finestrino dell'auto e portare via alcuni borsoni. La refurtiva, gioielli in oro e argento dal valore di 20.000 euro, è stata interamente recuperata e verrà restituita al legittimo proprietario al termine delle procedure. La politica con la bocciatura con la polemica attorno alla bocciatura della legge finanziaria del Veneto da parte del governo. Ne ha parlato oggi proprio il ministro degli affari regionali Roberto Calderoli, che ha proposto al Consiglio dei Ministri l'impugnativa. L'impugnativa, detto in un convegno che si è svolto a Trento, nasce da una segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato per un ravvedimento oneroso che deve essere differenziato rispetto alle 2 tipologie. Una parte è il ravvedimento spontaneo che nasce da altri soggetti che ha come beneficiario la Regione. Poi c'è l'altra parte che è riferita all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Lo Stato utilizza queste risorse per la costituzione del Fondo Sanitario Nazionale. Aver messo nella legge regionale un articolo che introduceva anche la componente statale, ha detto Calderoli, rendeva impossibile superare i 2 capitoli. Credo, ha concluso il Ministro, che se si introduce un codice specifico per individuare le singole componenti il problema possa essere risolto prima di arrivare in Corte Costituzionale. Quindi con queste motivazioni rigorosamente tecniche il Ministro per gli affari regionali tenta di spegnere la polemica che è inevitabilmente anche politica. Così dunque Calderoli. Sì alla candidatura di Venezia a ospitare l'autorità europea anticorruzione, ma non smantellando il presidio sanitario del Giustinian. Dal Partito Democratico alla CGIL si forma un fronte ampio che chiede di prendere in considerazione altri spazi della città. A fine maggio quasi 4.000 persone firmarono e consegnarono in regione una petizione contro il trasferimento dei servizi sociosanitari dal Giustinian di Venezia. Meno di un anno dopo, il mantenimento di un presidio sanitario in Sestiere di Dorsoduro è messo nuovamente in dubbio. Su proposta della Regione Veneto, il Giustinian potrebbe infatti trasformarsi nella sede dell'Autorità Europea Anticorruzione. Posto che la candidatura della città ad ospitare un'importante istituzione europea vede tutti d'accordo, il Partito Democratico si chiede perché per ospitarla si debba smantellare proprio un presidio sanitario. Candidare Venezia per la realizzazione degli uffici dell'anticorruzione è una scelta che appoggiamo, ma questo non può andare a discapito dei servizi della città. Per questo riteniamo che smantellare i servizi del Giustinian sia un errore. Da anni chiediamo anche come Partito Democratico di potenziare invece i servizi del Giustinian, proprio perché Venezia ha bisogno, ha necessità di una sanità e dei servizi diffusi proprio per la sua peculiarità. Sulla stessa linea anche la CGIL di Venezia, che assieme al sindacato dei pensionati e della funzione pubblica appoggia la candidatura di Venezia ad ospitare un'importante istituzione europea, ma non a scapito dei servizi sanitari. A Venezia peraltro non mancano certo gli spazi, un'area enorme come quella del mercato di Rialto, ad esempio, prossima ad essere abbandonata dal tribunale e sulla quale non c'è ancora idea della futura destinazione.
Che il Comune chiederemo in questi giorni con un'interrogazione di intervenire al più presto in sede regionale per chiedere che non vengano cancellati i servizi, perché questi servizi servono alla cittadinanza attuale ma soprattutto ai residenti che dobbiamo riportare in questa città. In questo modo, smantellando i servizi, si cancella anche la vita dei residenti e il futuro di questa città. Stop alla cessione del credito, parliamo ovviamente di superbonus. In giornata è arrivata anche l'analisi della CGIA di Mestre. Sarebbe sbagliato parlare di assalto alla diligenza, ma altrettanto ingiusto non riconoscere che il superbonus ha provocato un costo in capo alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che sono stati efficientati. Sono state oltre 372.000 in Italia le certificazioni depositate entro il 31 gennaio per beneficiare del cosiddetto 110%, che allo Stato costa quasi 72 miliardi di euro, oltre 12 milioni di edifici di cui solo poco più del 3% a uso abitativo. A fornire questi numeri è l'ufficio studi della CGIA di Mestre a fronte del decreto del governo che impone lo stop alla cessione dei crediti. È il Veneto la regione che è ricorsa maggiormente al superbonus in Italia. Oltre 46.000 asseverazioni, il 4,4% del totale nazionale, importo medio delle detrazioni a fine lavori in Veneto 151.000 euro contro una media italiana di quasi 193.000. Superbonus che non va bocciato, dicono gli artigiani di Mestre, visto lo slancio che ha restituito a un settore strategico come l'edilizia, ma al decreto urgono dei correttivi. Ora va trovata una soluzione per le tante famiglie e aziende che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti non più esigibili. Una situazione che, se non affrontata subito, rischia di far fallire molte aziende del settore delle costruzioni. Sempre l'economia, parliamo di imprenditoria femminile. 2.300.000 euro per promuovere l'imprenditoria femminile. È questo l'impegno messo in campo dalla Regione Veneto, che stanzia a disposizione un contributo a fondo perduto del 30% per sviluppare alcuni progetti. Andrea Dal Corso, funzionario delle imprese artigiane del Milanese, spiega quali. Riguarda contributi che possono andare da un minimo di 6.000 euro fino ad un massimo di 51.000 euro. E le tipologie che si possono, di intervento che si possono agevolare sono svariate, quindi si va dagli interventi in hardware e software fino ad arredi, per poi passare dall'impiantistica, e novità di quest'anno è anche l'investimento in energia rinnovabile, quindi in fotovoltaico, oltre a progetti di miglioramento della sicurezza aziendale, quindi sistemi di antifurto e simili. Gli artigiani del Milanese hanno approfittato dell'occasione per fare un'analisi che fotografa lo stato dell'arte delle imprese rosa nel veneziano. Nel Milanese c'è in media un'impresa femminile ogni 5. Le imprese rosa nel Milanese siano in totale 1920 su un totale di 9756, quindi pari al 19,68% del totale, e sono il 14,62% delle imprese rosa del veneziano, quindi quasi il 15% è presente solo nell'area del Milanese. Parliamo adesso di Carnevale, voltiamo pagina, si sta entrando nel clou. Una Venezia strapiena e presa d'assalto dai turisti si prepara a vivere fino a martedì il momento clou del Carnevale 2023 in Laguna. Ieri la sfilata dei carri allegorici ha conquistato il Lido di Venezia, con partenza dei 7 carri da piazzale Bucintoro e arrivo in Gran Viale, chiuso al traffico, con oltre 300 figuranti. Oggi Bisa Marghera da via Fratelli Bandiera per le vie cittadine, passando per piazza Mercato e piazza Municipio, con 20 carri e 900 figuranti. Ma questa sera è anche la notte del Ballo del Doge, l'evento più mondano del Carnevale, con tra gli ospiti d'onore la divina Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta alla Scuola Grande della Misericordia. Un carnevale diffuso a Venezia con maschere tra carri e campielli, ma anche in terraferma in tutta la città metropolitana. Migliaia di persone qui al Lido, nel cuore del Lido di Venezia, e questo
dà veramente il via a un gran finale del Carnevale 2023 che sta confermando le più rosee aspettative. Il modello di carnevale diffuso e soprattutto queste manifestazioni che sono così gradite e amate dai giovani, dai bambini, dalle famiglie, portano gioia in tutto il nostro territorio. È un grandissimo ritorno, per la seconda volta, purtroppo in mezzo c'è stata la pandemia, abbiamo riportato come amministrazione insieme a Vela questa sfilata dei carri allegorici ed è una grande soddisfazione, un momento di grossa felicità per tutti. Anche gli albergatori si dichiarano molto soddisfatti. 2 weekend con tassi di occupazione elevatissimi ed il primo weekend di Carnevale con tasso di occupazione molto alto lo stesso. Nei giorni feriali c'è sempre il Carnevale, è sempre evidentemente meno gettonato dal turista nei giorni feriali. Adesso le previsioni sono di un calo fisiologico fino a Pasqua e poi da Pasqua riprende la grande stagione del turismo veneziano. Spostiamoci a Noale perché c'è una buona, anzi ottima notizia per l'ambiente. Da sogno a realtà. Per la tutela dell'oasi di Noale si sono dati da fare in molti fin dagli anni 90. Finalmente gli interventi portati a termine dal Consorzio di Bonifica in 2 stralci ora sono realtà. Il primo ultimato ancora nel 2007 per un valore di 2 milioni di euro, il secondo terminato nel 2022 per un importo di 2 milioni e 300 mila euro. Fondi regionali stanziati per l'abbattimento dei nutrienti come azoto e fosforo che vengono sversati dal bacino scolante in laguna. La rinascita parla di 43 ettari che si trovano lungo il basso corso del Rio Draganziolo, a pochi passi dal centro storico di Noale e nel passato utilizzati come cava di argilla. Un territorio che condivide un'opera vuol dire che l'ha maturata nella sua mente e questo dà sicuramente valore aggiunto e la possibilità che questo possa essere replicato in futuro in altri ambienti. Un'operazione che comprende un bacino di fitodepurazione che con piante e microrganismi assimila azoto e fosforo presenti nelle acque e un invaso da 320.000 metri cubi che riduce in modo sensibile il rischio idraulico del territorio circostante. Ma non solo. Per Noale è un'area importantissima perché è un'area bella da visitare dal punto di vista naturalistico, è bella dal punto di vista paesaggistico. Ecco, io invito anche i miei concittadini e non solo a venirla a vedere in momenti diversi, con la luce diversa, che cos'è l'oasi di Noale. Bambini insieme per la pace succede al Lido di Venezia. Sono stati i bambini a portare un forte messaggio di pace e la richiesta che cessi al più presto la guerra in Ucraina. E siccome la pace si può costruire solo insieme, con l'impegno di ognuno, la collaborazione pastorale delle 6 parrocchie del Lido di Venezia non ha voluto perdere l'importante occasione di ritrovarsi per ribadire l'impegno a cercare sempre di creare l'unione proprio alla vigilia del drammatico primo anniversario, il 24 febbraio, dell'inizio del conflitto in Ucraina. Ci siamo ritrovati quest'anno nella chiesa di Sant'Antonio, finalmente, per chiedere ancora una volta una preghiera di pace. È una coincidenza in qualche modo che arriva in un momento molto difficile, che è quello della guerra in Ucraina, a quasi un anno dallo scoppio della guerra, il 24 febbraio dell'anno scorso. Per questo motivo abbiamo pensato che l'iniziativa, dopo la messa celebrata insieme qui in chiesa di Sant'Antonio, potesse concludere con un gesto simbolico per la nostra isola. Non più il lancio dei palloncini come facevamo, ma l'arrivo in barca. Il corteo acqua è stato molto suggestivo e simbolico anche della storia di Venezia come una città che accoglie. Grazie agli amici delle Remiere, in arrivo in barca degli amici profughi che abbiamo ospitato in quest'anno, amici che tuttora frequentano i nostri corsi di italiano, i nostri servizi della Caritas e di cui siamo diventati amici. Sono arrivati con le loro bandiere nazionali, abbiamo celebrato insieme proprio la voglia di stare qui, ma anche simbolicamente il segno di Venezia che accoglie coloro che arrivano dal mare, che li ritiene amici, e quindi come comunità cristiana è stato molto bello, anche perché appunto è stato un segno verso una situazione che oggi ancora ci ferisce, che è la guerra, e per cui continuiamo a pregare. Da Venezia è tutto, vi lascio al meteo, buona serata.
Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al Meteo. Prosegue il periodo di calma meteorologica con l'alta pressione sempre ben presente sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 19 febbraio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura cielo nuvoloso con varie nebbie spesso fitte e persistenti per tutta la giornata. Sui monti maggiore alternanza di nuvole e rasserenamenti. Temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 7 e 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con possibili nebbie locali in pianura, qualche schiarita invece in montagna. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo nubi basse al mattino, specie a sud e a est. Dal pomeriggio invece ampie schiarite soleggiate. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 13-15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in nostra compagnia. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.